da Sicilia 24, questi titoli del TG. Drammatico incidente nel Palermitano, un ventenne è stato travolto e ucciso mentre era fermo per un controllo stradale sulla statale 113. Grave l'amico che viaggiava con lui. Arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso nell'inchiesta sui fondi per gli spettacoli nel Nisseno. Secondo l'accusa avrebbe favorito l'erogazione di finanziamenti pubblici in cambio di denaro. A Niscemi entra nella fase più critica l'emergenza frana, i vigili del fuoco al lavoro per verifiche con droni terrestri in zona nera. Sfollati e attività produttive restano sotto monitoraggio. Catania, emergenza rifiuti a Montepo, il quartiere soffocato da spazzatura e infestato dai topi. Tra rassegnazione e proteste i residenti denunciano, qui nulla cambia. La cardiochirurgia pediatrica di Taormina resta all'ospedale San Vincenzo ma sarà collegata al Policlinico di Catania. Centrodestra favorevole, il Movimento 5 Stelle teme il progressivo smantellamento del reparto. Cavalli, asini e muli come animali d'affezione. Così una proposta di legge vuole vietarne la macellazione a Catania, dove la carne equina è simbolo di street food del lavoro. La notizia accende il dibattito. Calcio, questa sera alle 20:30 si gioca Catania-Trapani al Massimino nel recupero della 25esima giornata di Serie C. Per i rossazzurri è una sfida chiave per rilanciare la corsa alla promozione. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor alle 20. Bentrovati, grave incidente a Campofelice di Roccella, siamo nel Palermitano, è stato tamponato mentre era fermo a un posto di blocco e così è morto un ventenne. L'impatto sulla statale 113 in gravi condizioni, anche l'amico che accompagnava il giovane, Marco Gullà. Erano appena stati fermati per un controllo stradale sulla statale 113 all'altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo, quando un automobilista è arrivato a forte velocità e li ha tamponati, non lasciando scampo al conducente. E di un morto e 2 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto stanotte intorno alle 3 in territorio di Campofelice di Roccella. A perdere la vita Ignazio Cortese, 20 anni, che guidava una Fiat Panda sulla quale viaggiava in compagnia di un amico, ora ricoverato in gravissime condizioni, con cui stava tornando da Collesano, dove aveva trascorso qualche ora per festeggiare il carnevale. È in questo tratto di qui, proprio all'altezza dello svincolo per l'autostrada, che si è verificato appunto ieri in tarda serata l'incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione, Cortese stava percorrendo la statale in direzione Palermo quando una pattuglia dei carabinieri non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello gli avrebbe intimato di fermarsi per un accertamento di routine. Mentre il giovane automobilista si trovava fermo in corsia d'emergenza, un'altra auto, una Mercedes guidata da un carabiniere fuori servizio, ha tamponato la Panda del ventenne che aveva appena consegnato i propri documenti. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l'automobilista, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E c'è una svolta nell'inchiesta sugli spettacoli che coinvolge la politica regionale. Infatti agli arresti domiciliari è finito il deputato dell'Ars Michele Mancuso, l'esponente di Forza Italia. L'indagine riguarda presunti favori legati a fondi pubblici per eventi nel Nisseno. I dettagli nel servizio di Rita Cinardi. 12.000 euro in 3 tranche per sbloccare quasi 100.000 euro di fondi pubblici destinati agli spettacoli nel Nisseno. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta che questa mattina ha portato agli arresti domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito l'ordinanza del GIP che dispone i domiciliari anche per il suo braccio destro Lorenzo Tricoli. Per 12 mesi invece non potranno operare nel settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di eventi i rappresentanti dell'associazione Gente Emergente, Ernesto Emanuela Trapanese e Carlo Rizzioli, tutti nipoti di Lorenzo Tricoli. Secondo l'accusa il denaro sarebbe stato consegnato a Mancuso per favorire l'associazione nell'ottenimento di 98.000 euro stanziati con una legge regionale dell'agosto 2024 per spettacoli in provincia di Caltanissetta. Agli altri indagati viene contestata anche una presunta truffa aggravata. Nella rendicontazione sarebbero stati inseriti costi fittizi per 49.000 euro ai danni della regione siciliana. Il 22 gennaio gli indagati erano stati interrogati prima della decisione sulle misure cautelari, ma le loro spiegazioni non
non hanno superato, secondo il giudice, i gravi indizi raccolti. Il 3 febbraio il Tribunale del riesame aveva restituito le somme sequestrate, ritenendo però sussistenti gli indizi e motivando la decisione solo con l'assenza del rischio di dispersione del denaro. Andiamo a Niscemi, dove entra nel vivo la fase più delicata dell'emergenza frana. Da oggi i vigili del fuoco accedono agli edifici più esposti, mentre si lavora senza sosta per ripristinare le strade provinciali e per garantire collegamenti sicuri con il paese. Gerry Italia. A Niscemi comincia la fase più complessa dell'emergenza frana. Da oggi i vigili del fuoco avviano le operazioni di accesso e verifica negli edifici situati a valle dello smottamento e nella fascia più a rischio, quella compresa tra 0 e 30 metri. Interventi delicati effettuati con droni terrestri forniti dal NOx, destinati a durare diversi giorni per le difficoltà dell'area e per la presenza di beni e strumentazioni particolarmente sensibili. La decisione è stata comunicata nel corso della riunione del centro di coordinamento soccorsi. Il comandante dei vigili del fuoco ha reso noto che soltanto ieri sono stati effettuati 42 interventi, portando a 1440 il totale dall'inizio dell'emergenza. Resta stabile il numero degli sfollati, mentre scende da 13 a 10 quello delle persone ospitate nel palazzetto dello sport, dopo il trasferimento di una famiglia in una sistemazione alternativa. Le richieste di ristoro presentate finora sono 1140, quasi la metà per ottenere il contributo di autonoma sistemazione. Sul fronte economico sono 35 le attività produttive colpite dalla frana. Il sindaco ha annunciato un incontro con l'IRFIS per individuare strumenti di sostegno alle imprese danneggiate. Cruciale anche il nodo viabilità. L'ANAS lavora da ieri sulla SP35 e sulla SP82, due arterie provinciali ridotte a oltre 15 km di fango e detriti. Interventi indispensabili per restituire al paese collegamenti alternativi, considerando che al momento l'unica via di accesso resta la SP11, giudicata però a rischio dopo il sopralluogo del pool frana della procura di Gela. Le strade dovranno essere ricostruite e messe in sicurezza per garantire non solo l'accesso a Niscemi, ma anche ai fondi agricoli isolati dal crollo delle SP10 e 12, dove in alcuni tratti il terreno ha ceduto fino a 4 metri. Un'emergenza che continua a mettere alla prova un intero territorio. Disegni, quaderni, penne, messaggi d'affetto. Da Catania a Niscemi un carico speciale di solidarietà per gli alunni rimasti senza scuola dopo la frana. Sempre Gerry Italia. Sta scivolando giù la storia di Niscemi, ma resisteremo e ci rialzeremo. Scatoloni pieni di quaderni, matite, penne e materiale scolastico, ma soprattutto carichi di messaggi, disegni e biglietti colorati. È il dono che gli alunni dell'Istituto Comprensivo Rapisardi Alighieri di Catania hanno voluto inviare ai loro coetanei di Niscemi, colpiti duramente dalla frana che ha reso inagibili 3 plessi scolastici. Un gesto di solidarietà concreto, reso possibile anche grazie al supporto della Protezione Civile regionale, che ha messo a disposizione un furgone per il trasporto del materiale. Un viaggio breve ma dal valore enorme per portare conforto e normalità tra i banchi provvisori dei piccoli studenti niscemesi. Ad attendere il carico la dirigente dell'Istituto Comprensivo Salerno di Niscemi, Licia Salerno, che ha accolto la collega catanese Katia Perna con un lungo abbraccio carico di emozione. Un momento intenso, condiviso anche dalle insegnanti che non sono riuscite a trattenere la commozione davanti ai messaggi scritti dai bambini. Riporteremo la gioia, la commozione, ma anche la fermezza che si vede negli occhi delle docenti, della dirigente, del personale che sta lavorando con grandissimo impegno per ricostruire la scuola, e si respira un'aria di normalità in una scuola che invece ha dovuto ricostruire da zero tutto quanto. La frana ha costretto decine di famiglie a lasciare le proprie case in fretta senza riuscire a recuperare zaini, libri e quaderni. Molti materiali sono rimasti bloccati nelle scuole chiuse. Da qui l'idea della raccolta solidale, coinvolgere insegnanti, alunni e genitori per restituire ai piccoli studenti ciò che avevano perso. Disegni e cartelloni serviranno anche ad abbellire le aule, ricreando ambienti familiari e accoglienti, un modo per ridare serenità ai bambini e farli sentire meno soli. Cosa vi lascia la visita di oggi invece? Ci lascia la nascita di un'amicizia intanto e questo è, diciamo, un aspetto bello in questa tragedia che ha colpito Niscemi, però dalle cose brutte qualcosa di bello nasce sempre. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Catania, al quartiere di Montepo, dove imperano spazzatura e topi. Residenti desolati dicono in realtà non cambia nulla, noi facciamo ancora delle segnalazioni ma non succede nulla. Tonino De Mana.
Un quartiere Montepo invaso da topi e spazzatura. Eloquente il cartello che leggiamo insieme: non buttare la spazzatura, cercare di essere civili, topi e scarafaggi sono di casa. Ed in effetti è proprio così. Sono di casa e nelle case, ma soprattutto nelle strade, ricoperte di spazzatura a Montepo. E rieccoci in questo quartiere di Catania, non lontano dal centro, ma distante anni luce per attenzione e considerazioni. Da queste parti molti sono rassegnati, tanti vedono telecamere e microfono, ma preferiscono stare in silenzio. Frase ricorrente: tanto non cambia nulla. E c'è chi si batte e non perde la speranza. Non vorrei che siamo in un quartiere e non si fa niente. Se siamo in via Tinnea, in qualche piazza o in qualche via prestigiosa, si interviene subito. Il nostro quartiere è abbandonato. E vedo dei topi che sono grossi così, è un vero schifo proprio, non se ne può più. Ho saputo che hai un hobby, fai video di cosa? Dei topi, certo. Infatti l'ho fatto vedere qui all'amico Peppe poco fa apposta per... abbiamo immortalato il momento. Ti senti di mandare questo video al sindaco Trantino? Certo che mi sento. E che cosa scriveresti? Scriverei sicuramente di fare qualcosa, perché voglio dire, qui comunque sia ci sono anche tanti bambini. Il video del topo nel mastello giallo è stato invece girato da alcuni ragazzi, come ammette questo residente. E questa è una brutta immagine da vedersi. Diciamo, siamo lasciati molto a noi stessi. Spazzatura, insetti e topi, roba da terzo mondo, altro che città a vocazione europea. E purtroppo, insomma, le brutte cartoline continuano ancora a Catania. Eternite in bella mostra, il tombino trappola sempre in agguato, la ringhiera spezzata. Nonostante le rassicurazioni, è tutto come prima al villaggio d'Usmet, sempre de Mana. È passata una settimana e al villaggio d'Usmet nulla è cambiato. Mercoledì scorso avevamo documentato degrado e pericoli in serie, talmente gravi da richiedere un intervento immediato. Ed invece niente. L'Eternit è ancora in bella mostra sul marciapiede di via Vescovo Maurizio, così come il tombino, che nonostante le rassicurazioni da parte dell'assessorato alle manutenzioni non è stato messo in sicurezza, per non parlare della famosa ringhiera ondeggiante posta all'altezza di un beffardo cartello dove c'è scritto: in caso di terremoto radunarsi in quest'area che è sicura. Già sicura e sicuramente più sporca rispetto alla settimana scorsa, dove quantomeno non c'erano i sacchi di spazzatura che vedete. Il sindaco Trantino aveva preso appunti e bacchettato il consigliere Bonaccorsi. Comprendo anche che bisogna fare l'eco dell'opposizione, come in questo caso, visto che poi è sempre lo stesso consigliere comunale, il quale fa bene a denunciare. Poi magari vorrei che fosse dalla parte dell'amministrazione, magari, visto che ci sono frequenti interventi della commissione, che la commissione poi faccia avere una serie di proposte al sindaco, in modo che io immediatamente chiedo di intervenire. Doverosa la replica di Bonaccorsi. I giornalisti fanno il loro lavoro e non fanno da eco. È passata una settimana e fondamentalmente non è cambiato nulla. L'amianto è al suo posto, il tombino è ancora lì che mette a repentaglio la sicurezza dei pedoni. Anzi, qualche novità c'è. La spazzatura accanto alla ringhiera. Risultato finale? Non è cambiato nulla. Le segnalazioni sono state fatte già in passato e le commissioni hanno operato. A questo punto mi domando, visto che il sindaco conosce la situazione, perché non incomincia a chiamare gli uffici preposti oppure gli assessori per cercare di risolvere questi problemi? L'unica differenza rispetto al servizio precedente è l'ordine sui marciapiedi nei pressi degli istituti Galileo e Marconi Mangano, situazione dovuta all'intervento della Polizia Municipale che ha elevato decine di verbali. E tante risposte oggi certamente da parte del sindaco Enrico Trantino nel consueto appuntamento con appunto il primo cittadino di Catania nel nostro spazio di approfondimento dopo il telegiornale. L'appuntamento con il sindaco, come sempre condotto dal nostro direttore Michele Cucuzza. Vi ricordo che potrete inviare le vostre domande, le vostre segnalazioni al numero WhatsApp 342 74 55005, scrivendo comunque un messaggio di testo, inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Adesso ci spostiamo e vi mostriamo una provocazione da parte di un residente di Canicattì, dove imperversa ancora la crisi idrica. Non c'è acqua nelle case per andare a pescare. Questo signore ha deciso di pescare per strada perché lì l'acqua si è raccolta in una pozza. Guardiamo. A Canicattì si pesca sull'asfalto.
In via Regina Elena la protesta contro la crisi idrica diventa simbolica. Dove l'acqua manca nei rubinetti, abbonda invece dentro una buca in mezzo alla strada. Un cittadino esasperato si presenta con un bastone usato come canna da pesca, un piccolo retino e persino un'esca, una bottiglietta di plastica legata al filo. Seduto davanti alla grande pozzanghera, tra auto e passanti incuriositi, simula una vera battuta di pesca nell'acqua stagnante di una perdita mai riparata. Un gesto ironico ma carico di rabbia. Mentre in città continuano turnazioni e disagi, qui l'acqua scorre e si spreca ogni giorno. Sindaco, presidente, consiglieri, vice sindaco, non lo so, qualcuno ha la possibilità di prendere. Facciamo farci la sopra di mattina, prendi il venuto di qua alle 10, venuto di qua, prendi la pesce perché visto che l'acqua è aperta, noi l'acqua non c'è la bonza d'acqua, dove siamo vicino alla Regina Elena 23, abito io, vicino agli leader. Impossibile, faccio un appello ai cittadini, dove siete vedete la buca di acqua, facete come siamo io. Non facciamo sciopero della rivoluzione, no. Faccio un'attenzione all'amministrazione comunale. Svegliatevi, non siete capaci di ordinare ai cittadini candidati dei dati di emissione. Un gesto provocatorio che accende riflettori su una ferita aperta della città. I residenti chiedono risposte e interventi immediati, perché qui non è solo una buca piena d'acqua, ma è il simbolo di un'emergenza che da troppo tempo resta irrisolta. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occuperemo del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che resterà a Taormina ma si sposterà per altri versi al Policlinico di Catania, ve lo spiegheremo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, il centro di cardiochirurgia pediatrica resta fisicamente a Taormina, però sarà gestito dal Policlinico di Catania. Ci spiega meglio questa novità Simona Mazzone. Con il voto favorevole della Commissione Sanità dell'ARS, la cardiochirurgia pediatrica cambia assetto ma non sede. Resta fisicamente a Taormina ma verrà collegata al Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Passa così la modifica del documento di revisione della rete ospedaliera approvata dalla Giunta regionale a gennaio, con l'obiettivo di mantenere le strutture di cardiochirurgia pediatrica di Palermo e Taormina. 6 deputati di centrodestra in commissione hanno votato a favore, quelli del Movimento 5 Stelle con in testa il capogruppo Antonio De Luca si sono detti critici sulla questione. Non ci accontentiamo del semplice mantenimento della sede fisica a Taormina, hanno spiegato in una nota. Occorre preservare l'attuale livello di cure e l'assetto organizzativo e professionale che ha sempre contraddistinto il centro. Il timore è che nei prossimi 2 anni questa scelta possa portare allo smantellamento progressivo del reparto. Per De Luca è stato partorito un vero e proprio pastrocchio istituzionale e sanitario. Per il presidente della Commissione Salute dell'ARS, il leghista Giuseppe Laccoto, si tratta invece di un passo decisivo per la stabilità della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, tanto che il centro di Taormina viene così inserito nella programmazione regionale. Acquisito il parere della 6ª Commissione dell'ARS, le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse ai Ministeri della Salute e dell'Economia entro il prossimo 27 febbraio. Politica, un grande successo per la battaglia delle donne che conquistano il 40% nelle giunte comunali, ma una Caporetto vera e propria per la politica che boccia le norme essenziali della riforma degli enti locali. Manlio Viola. Il voto segreto travolge anche la riforma degli enti locali. Quello espresso ieri all'ARS boccia il terzo mandato per i sindaci dei comuni al di sotto di 15.000 abitanti, cancella il consigliere supplente e delude le aspettative dell'ANCI Sicilia, l'associazione dei sindaci dell'isola. Ancora una volta il ricorso al voto segreto fa naufragare una riforma attesa di iniziativa parlamentare e sulla quale la Commissione Affari Istituzionali aveva lavorato per 2 anni. Si salva soltanto la rappresentanza di genere del 40% nelle giunte comunali, ma i sindaci sono sul piede di guerra. Ad essere messa in discussione è l'ARS e l'intero statuto autonomistico. Se l'autonomia speciale deve tradursi in un sistema che produce incertezza normativa, dicono i sindaci, instabilità istituzionale e mancato riconoscimento della dignità istituzionale dei comuni e del ruolo degli amministratori locali, allora occorre avere il coraggio di aprire una riflessione seria. Mentre le donne parlano di giornata storica per il risultato ottenuto con una battaglia bipartisan da destra a sinistra e con il sostegno delle piazze, la Sicilia si
si avvia verso le elezioni amministrative con regole diverse dal resto d'Italia. L'Aula si è espressa, dice il presidente Gaetano Galvagno. Era giusto non lasciare ancora nel limbo gli amministratori locali. Certo delude che i deputati non ci abbiano messo la faccia e si siano buttati via 2 anni di lavoro. Dalla prossima settimana comincia la corsa alla scelta dei candidati, in un clima di divisioni crescenti. Una proposta di legge vuole vietare la macellazione dei cavalli, equiparandoli ad animali di affezione. A Catania, dove la carne di cavallo è certamente l'emblema dello street food, ma anche del lavoro, è scoppiata la polemica. Eva Spampinato. Come si può lavorare mai? La carne di cavallo deve defucolare. Ci vogliono fare mangiare quello che mangiano i cinesi, gli insetti, è vero. O Giappone si mangiano cane. A Catania la proposta di legge che vuole vietare la macellazione degli equidi accende gli animi. Si tocca solo il cavallo, devono fare tutta la carne che esiste. 2 disegni di legge, uno firmato dalle senatrici Cherchi e Zanella, l'altro dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, puntano a riconoscere cavalli, asini e muli come animali d'affezione. Tradotto, niente più carne nel piatto. Tu cosa cambieresti? Il gusto del panino che mangi o la legge? Io la legge. Il gusto del panino no. Ma qui nel quadrilatero dei Foconi, tra via Plebiscito e via della Concordia, c'è chi vive solo di vendita di carne di cavallo e d'asino. A Catania la carne di cavallo è la mamma, perciò si vende molto di più rispetto a vitello e altri animali. Io vendo solo carne di cavallo. Quindi lei che succede? Chiude? Ma non lo so, può darsi che ci mandano a rubare. Penso che va a finire che la carne di cavallo per figure una muccione. C'è chi parla di fine di una tradizione e chi teme già il mercato clandestino. La carne di cavallo la vogliono togliere. Io non è che possono togliere la carne di cavallo, che poi diventa tutto contrabbando. Perché a Catania mangiare la carne di cavallo non è solo una questione di gusti, di scelta alimentare, è una questione di identità, di tradizione, di economia, di lavoro, persino di turismo. Soprattutto vengono apposta a mangiarsi la carne di cavallo qua, pure quelle del nord che dicono che non ci piace la carne di cavallo, se la mangiano. Guarda. Sono sciauro, se righi una vita. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio perché vi parleremo della partita di questa sera tra Catania e Trapani. E questa sera il recupero della 25esima giornata di Serie C vede al Massimino scontrarsi Catania e Trapani con i rossazzurri che vogliono ritornare a vincere per accorciare le distanze dalla capolista Benevento. Il servizio. Il Catania è atteso ad una reazione. Al Massimino questa sera alle 20:30 i rossazzurri affrontano il Trapani nel recupero della 25esima giornata, una sfida che pesa tanto sulla corsa al vertice. È una gara particolare segnata anche dall'emozione per la scomparsa di Orazio Russo, ma il campo pretende risposte immediate. La squadra di Toscana è seconda in classifica a quota 53 punti, a meno 8 dal Benevento capolista. Vincere significherebbe accorciare e riportarsi a 5 lunghezze, tenendo aperto concretamente il discorso promozione. Il momento è delicato. Dopo la sconfitta col Sorrente di pareggi con Cerignola e Siracusa, il Catania è chiamato a ritrovare la vittoria. Paradossale il rendimento, grande con le grandi, meno efficace con squadra alla portata. Per invertire la rotta, Toscano recupera pedine importanti come Lunetta e Corbari dopo la squadra allottaggio tra Forte e Rolfini, con Caturano pronto alla staffetta, il tutto anche in un'ottica di turnover necessario visto gli impegni ravvicinati. Il Trapani, reduce da 3 sconfitte consecutive, arriva al derby in difficoltà con qualche problema offensivo e le assenze di Ciuferri e Vasquez, ma proprio la situazione di classifica impone ai Granata una prova di carattere. Il Massimino si prepara a spingere, attese circa 15.000 presenze per una notte che può indirizzare il campionato del Catania. Per i rossazzurri è il momento della verità. Il telegiornale finisce qui, grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19. Vi lascio adesso a Michele Cucuzza, come sempre alla conduzione dell'appuntamento con il sindaco insieme a Enrico Trantino, il primo cittadino appunto di Catania. A tutti un buon proseguimento di giornata.